beh, davvero bella, sono tutte belle comunque le canzoni di Bruno Lauzi. Ritornerai, parliamo di canzoni con la R, quindi non poteva mancare una canzone come questa. Pronto? Compare, come stai? Io sto bene, però ti volevo ricordare. Innanzitutto, Mare, ho chiamato per sapere come stai. Allora, io sto bene, però ti volevo dire che Mare, forse sei un grande. sì, vabbè, Sabato ero lì al campo di Pedara, Mare, ti ho visto sgambettare, atletico, sì. Mare. Cioè, non ho giocato comunque. Guarda, per veramente notizie. hai fatto bene, sì, perché altrimenti non l'avrei visto veramente scampo per gli altri. Sì, perché effettivamente. si vede subito dalla tua postura, Mare, che tu a calcio veramente la sai lunga. No, veramente la so cortissima, perché sono veramente Mi ricordo, scarso. Mare, quel torneo quando sei stato capocannoniere, No, Mare, non ero al Lido, capocannoniere, no. e giocavi sulla sabbia, Mare, anche calda, sei veramente eccezionale. Mi avevano messo a fare il guardalinee. Io mi chiedo, Mare, ma come hai fatto, Mare, a correre veramente per così tanto tempo sulla sabbia calda, bollente, Mare, ma poi senza sudare, ma soprattutto Mare, senza ma zoccoli, cioè, quindi per questo sei correvo, veramente capito? eccezionale. Sì, correvo mi perché ricordo quella rovesciata volante, Mare, con doppio carpiato avvitamento, Mare, sei avevo preso una medusa, avevo pestato una medusa. Conosciuto intanto, no? Sì, Mare, sono Ennio. Ah, ecco Ennio, perché ogni volta mi sfugge il tuo tuo nome, amico del figurati. cuore, ma quello su cui puoi contare sempre, tu lo sai, il mio numero ce l'hai, puoi chiamarmi anche di notte. No, veramente non l'ho mai avuto il tuo numero, comunque, ma ne ci Mare, tengo ad io averlo. innanzitutto ho chiamato per sapere come stai. Sto bene, sto benissimo, però ti ricordo che venerdì scorso hai chiuso la telefonata dicendomi di tutti i colori. Beh, Mare, ma che c'entra? Sono dei disguidi che si possono avere tra amici, Mare, ma tu lo sai che il mio affetto per te, Mare, è smisurato. Vabbè, ma me ne dette di tutti i Mare, colori. da qui, Mare, a Sydney non basta per colmare la grandezza dell'affetto che io provo nei tuoi confronti. Sono Mare. quasi emozionato, Mi pare, innanzitutto ho telefonato per sapere come stai. Beh, sto bene, il fine settimana è andato io bene, sono però contento se tu stai certo, bene. immagino, sai quanto. Mare, nel frattempo volevo proporti un affare, perché Mare, c'è un amico mio, Mare, un romeno, romeno, cioè dei campi di calcio, Mare, sono abusivi, diciamo, che ancora non c'è l'abilità e la destinazione d'uso. Dettagli, immagino, no? Sono minchiate. Sono minchiate, certo, però per convincere, Mare, questo giudice a rilasciare, perché c'è una causa in corso, capito, Mare, che sono dei territori sequestrati, e quindi c'è una causa. Per convincere questo giudice, Mare, basterebbero 35.000 euro. 35.000 euro? Sì, Mare, secondo me, Mare, tu sei veramente il nostro socio finanziatore primario. Ma di cosa? Quindi io, Mare, passo tra un'oretta a trovarti. Ma fare che? Mi stacchi un foglietto, Mare, da 10.000 euro, così per cominciare. Ma puoi smetterla? Ma così, Mare, prendiamo questi campi, Mare, ti faccio diventare milionario. Ma non ho cosa farne anche dei perché tu, Mare, il calcio ce l'hai nel sangue, ma anche Mare, perché i tornei organizzati da te saranno favolosi. C'ho il calcio nel sangue, ma non c'ho una lira, però, attenzione, quindi zio, sì, 35.000 euro non ce li ho. Ma che fratelli ne ho già due. Allora passo quando? Alle 2:30? Ma che 2,5? Non ce li ho 35.000 euro. Ma che 5.000? Oh, ma dove siamo? Al mercato qui? Non ce li ho, guarda, addosso, giusto così per dare uno sguardo, sai com'è? 2, 2, 4, 5. Cosa c'hai, Mare? I gettoni della macchina del caffè? No, 6 euro. Cosa sono, delle fish, Mare, di Monte Carlo? No, che fish di Monte Carlo? Sono dei normalissimi euro. Tra l'altro sospetto che questi rumore, da 2 siano anche falsi, tra l'altro. Mare, sono in totale 6 euro. Non ce li ho, ma non posso partecipare perché non ce li ho. Adesso andando al di là del fatto, ma se non ce li ho, ma mica tu hai gente così. Ma perché vuoi dirmi che conosci gente che ha 35.000 euro così in tasca? 35.000 euro ma non ce li ho. Sono niente, Mare, sei un morto di fame. Oh, 35.000 euro sono 70 milioni di lire. Ti volevo fare aprire, Mare, un campetto di calcio da affittare. Ma che ne faccio, Mare, del campetto tornei di a te calcio? che il calcio non sai manco che cos'è, Mare. Ma se sabato ho fatto un figurone, torneo, Mare, in estate, mi ricordo. Ma se sulla sei sabbia, entrato, sei uscito, avevi le papole sotto i piedi, Mare. Ma che abbiamo dici? giocato alle 7 di sera, che la sabbia era già per i bambini. Ma non è vero, ho giocato benissimo, me lo ricordo come fosse ieri. Sudi come una medusa, ma sudo perché mi affatico tanto, perché sono bravo, ma chi vuoi dirlo? Senti, Ennio, ma devi smetterla adesso ogni giorno con questa storia. All'ascolto, e se qualcuno sta ascoltando, sappiate che ha tirato un tiro con il super tele, Mare, si è rotto l'alluce. Ma non è vergogna. Ma non è vero, non era un super tele, era il tango River Plate, me lo ricordo. Mare, azziccati la testa sotto la sabbia come le cozze, sei una vergogna. Sei davvero fastidioso, non ti devi permettere mai più di te. Pronto, Ennio, non devi chiamare più, Ennio, pronto? Ma dico, ma la vuoi smettere, pronto? Perché tu, io lo so, sei migliore di me.